A volte sento frasi del tipo io sono un base, io sono un intermedio, io sono un avanzato. Beh, credimi, il livello non dice quanto sei bravo. Il livello è solo un'etichetta, spesso ingannevole e autolimitante. Dipende da tanti fattori. La tua velocità di apprendimento, la tua coordinazione, da quanto tempo balli e molti altri. Ho visto persone che dopo 20 anni di ballo ancora non tengono il tempo e altre che in soli 3 mesi hanno fatto progressi incredibili. Spesso è meglio rifare un corso di livello inferiore piuttosto che andare avanti senza apprendere le cose veramente importanti. Perché se non hai consolidato tutto, la tua progressione non ci sarà. Non c'è nulla di male nel rifare un corso, perché ti permette di rafforzare le basi, eliminare le incertezze nei movimenti e a sentirti più a tuo agio quando balli con persone diverse. È anche per questo che nella mia scuola non ci interessano né l'agonismo né le esibizioni. Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno né competere con qualcuno. Qui il ballo è quello per cui è nato, un momento di aggregazione, di libertà e di vita. Quindi non importa se sei base, intermedio o avanzato. Quello che conta davvero è che tu possa ballare lasciandoti scappare un sorriso spontaneo e che quando esci dalla sala tu ti possa sentire meglio di quando sei entrato. Perché il vero livello del ballo dipende da quanto ti fa sentire felice.